Allora, stiamo analizzando dei dati, il rapporto evidenzia, il rapporto sempre di FIPE, che nel 2023 c'è stato un leggero aumento dei prezzi dei servizi di ristorazione, più 5,8% su base annua, e questo quindi al netto dell'inflazione fa percepire che i consumi fuori casa restano di 6 punti sotto i livelli pre-pandemia, che dopo la pandemia il 2019 è stato l'anno fantastico, però quando eravamo nel 2019 non si rideva così tanto, però da quel che è successo dopo è così. Complimenti alla FIPE per l'opera benefica, bravi. Allora, è un rapporto che quindi chiaroscuri, Presidente, da un lato positivo perché è stato un incremento, dall'altro però si resta ancora sotto certi livelli, l'abbiamo capito perché c'è una fetta media di popolazione che gioco forza ha cambiato le proprie abitudini, e questo è dovuto alle retribuzioni degli italiani ormai notoriamente tra le più basse d'Europa. Non abbiamo un bel primato, no. Ci hanno superato anche gli sloveni. Quindi quello che dovrebbe fare quindi consumo interno, quello che deve muovere l'economia, come dice sempre Confcommercio, fa il palo. È bloccato perché dovremo detassare quello che è la parte degli stipendi, quindi il nostro dipendente o l'operaio in generale deve avere una situazione, chiamiamolo di denaro, importante in più per poter fare consumi. Per essere lui stesso consumatore. Stesso consumatore, perché sennò diventa veramente, come diciamo prima, queste realtà che diciamo sono tante, la fascia media si sta sempre più accorciando e quindi la potenzialità di consumo diventa sempre meno, e quindi chi è che ne fa dopo ovviamente ne subisce le conseguenze è tutta la nostra parte, sia nella ristorazione come nei bar. Quindi se noi diamo ai nostri cittadini in linea generale qualcosa in più, ovviamente che deve essere però non che sia un costo che ricade sui gestori, deve essere una situazione che ovviamente prende in mano il governo, detassa quello che è la fiscalità che c'è sullo stipendio, perché già noi con le nostre situazioni tra tassazioni, costi fissi, l'energia, siamo anche noi ormai arrivati a livelli veramente critici, perché se lei vede con gli aumenti che ci sono stati fatti sono sempre sotto quello che è il costo reale della vita. Quindi con gli aumenti che hanno avuto sia i bar che i ristoranti solo sulla parte energetica, e non hanno alzato i prezzi, ovviamente sono andati a mangiarsi i nostri operatori una parte del loro utile. Che questo dobbiamo dire, certo. Che non è una categoria che ha fatto dei grossi sacrifici per poter dare ancora la possibilità alla gente di venire sia nei bar che nella ristorazione, togliendosi una parte del suo utile. Allora, i lavoratori dipendenti, adesso un altro messaggio: ma quale esperienza si prova quando pago 18 euro spaghetti con vongole sapendo che le vongole sono estere? Scrive un telespettatore. Non tutti sono bravissimi, ecco, dobbiamo dire che anche nella categoria noi cerchiamo, almeno la nostra maggioranza dei nostri associati vanno sempre a prendere ovviamente prodotto italiano o prodotto ovviamente non italiano di alta qualità. Poi ovviamente potrebbe essere in quel momento lì della vongola mancare sul mercato italiano, è stata per una vongola, sempre di più. Però sempre penso di alta qualità. Certo. Lavoratori dipendenti nel settore della ristorazione in Veneto sono 160.646 e rappresentano da solo il 10% del totale dei lavoratori dipendenti nello stesso settore in Italia, quindi numeri molto importanti. Però lamentate una mancanza di personale e comunque non un'adeguata valorizzazione, il personale non si sente adeguatamente valorizzato, no? Cosa può dirci? Allora, io principalmente è una cosa per cui, insieme anche ai miei colleghi di pubblici esercizi, che in questo momento insomma, rappresento anche loro, è proprio un modo di vedere proprio sbagliato questo tipo di lavoro. È un lavoro che negli anni 70, 80, magari 90 poteva essere visto forse anche come un ripiego, ma al giorno d'oggi il lavoro di chi sta in sala o di chi sta in cucina, attualmente la cucina è stata molto valorizzata, quindi il livello diciamo di immagine dello chef e di tutto ciò che comporta la cucina
è molto migliorato e quindi, al di là del grosso sacrificio che comporta, è anche un po' prestigioso. Poi c'è adesso, in questo momento, e comunque è un settore dove si è comunque in crisi per trovare personale, perché, ripeto, essendo un lavoro che implica l'impegno di tanto tempo, fatica, c'è un momento di sprint finale che devi avere nervi saldi ed essere molto concentrato, con una retribuzione che purtroppo siamo costretti a elargire, che è anche limitante per l'impegno e la professionalità che hanno, insomma. Quindi, nonostante, ripeto, il prestigio che gode l'immagine anche di chi lavora in cucina, nonostante quello siamo in difficoltà con trovare il reclutamento di personale. Poi c'è anche il settore sala. Il settore sala non è più un lavoro che fai, il lavoretto per pagarti gli studi o perché ti devi comprare la macchina, però in futuro farai dell'altro. Bisogna dare un'immagine anche a chi lavora in sala. Il cameriere è ormai un professionista, è una persona che ha una cultura, che ha conoscenza della materia, che ha conoscenza dei vini, che mette se stesso per portare al cliente che ha davanti l'offerta migliore per vestire la serata con i migliori piatti, con ciò che può essere più adatto a questo. E cos'è che non funziona allora? Chiedo a entrambi. Cos'è che non è di allora, secondo me attrattività? Quello che è un po' cambiato, l'abbiamo visto subito dopo il Covid, specialmente nei giovani, c'è questa situazione che nella parte sia degli esercizi pubblici che ovviamente nella ristorazione tu devi lavorare il sabato e la domenica, sono i punti salienti nei momenti in cui uno normalmente. E invece quello che si è visto in quel periodo di Covid, dove ovviamente la gente ha cominciato, è uscita dal nostro lavoro, perché noi dobbiamo anche dire che siamo stati gli unici chiusi completamente, quindi tanti nostri che lavoravano nei nostri settori sono andati a lavorare nei supermercati, in altre situazioni, e di lì magari avendo i turni per il sabato e la domenica, rimanendo a casa, ovviamente hanno cambiato indirizzo e non sono più tornati. Ma quello che dicevo, che volevo puntualizzare, è proprio quello che diceva prima la ristoratrice, che è perfetto. Qua il lavoro invece del turismo, del cameriere, è un lavoro di una professionalità incredibile, perché è il primo. Quando io vado al ristorante, da chi mi faccio consigliare, si leggo il menù, però ho davanti il cameriere che, come diceva, se voglio fare una bella serata, è lui che mi dice: guarda, è uscito questo piatto, lo puoi abbinare a questo vino. Quindi non è una parte riduttiva, perché tanti che dicevano faccio il cameriere. No, fare il cameriere è, io lo chiamo l'ambasciatore della ristorazione, perché è il primo che mi trovo quando mi siedo a tavola, e certo, come dicevo ci vuole professionalità, e poi ti dà una visione futura, perché non è detto che parti cameriere, che è già una grande professionalità, ma quanti ragazzi camerieri poi sono diventati ristoratori, si sono aperti il ristorante e hanno ovviamente fatto star bene la famiglia, dato una sicurezza. Quindi dobbiamo pensare che la parte esercizio pubblico e ristorazione è una parte importantissima per queste due categorie, ma è una parte fondamentale del Made in Italy, del turismo, e quindi bisogna tornare a non vederla, come dicevamo, come facciamo tutti, anch'io quando ero ragazzino per studiare andavi a fare i lavoretti, non è marginale, certo, bisogna molto impegnarsi nella professionalità. Assolutamente, dobbiamo chiudere, chiedo solo della regia se metti in onda l'ultimo messaggio, che così lo leggiamo, che non sono riuscita a leggere, vediamo un attimo insieme, eccolo qua. La ristorazione si divide in due parti: chi lavora sulla qualità ed esclusività e chi lavora sulla quantità. Peccato che quest'ultima non la trovi neanche più nelle trattorie dei camionisti. Provate ad andarci di sera e vedrete che diventano ristoranti come tutti gli altri, per quantità e per prezzi, scrive un telespettatore. E adesso vabbè, qui si aprono tante discussioni. Qui si aprono comunque il prezzo che vediamo del pranzo di lavoro, insomma, ovviamente qualsiasi attività dei costi, però io ho visto ancora pranzi di lavoro a 15 euro e mangiando discretamente, penso che sotto quella soglia lì sia. Ci facciamo una domanda. No, ecco, dobbiamo farsene più di una domanda, secondo me, certo, e con ancora qualità, ecco, diciamo. Sì.
Comunque non riusciamo a rispondere alle altre messaggi che immaginiamo che possano essere certo tenore. L'importante è insomma aver dato un messaggio diciamo, che non è per inflazionare il menù ai 15 euro, però ovviamente non puoi aspettarti la stessa cura, gli stessi costi tra l'altro che si hanno alla sera, perché il personale costa di più, perché c'è tutta una fascia di persone che si muove diversamente, una materia prima impiegata in modo diverso, quindi ottimo il pranzo di lavoro a 15 euro, ma non si può trovarlo a pranzo e a cena, ecco, in questo senso penso che... Chiaro. Allora io vi ringrazio di essere stato qui con noi, ringrazio anche i nostri telespettatori di aver partecipato con i messaggi, di averci quindi seguito. La puntata poi la ritrovate naturalmente su YouTube e sul nostro sito internet. A voi buon lavoro, buon proseguimento naturalmente, e grazie anche a voi.